Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie a chi ci sta ascoltando. Davvero un gran piacere portare i saluti del Consiglio regionale quest'oggi, i miei personali, ma soprattutto poter testimoniare una iniziativa, quella che oggi in questa conferenza stampa presentiamo, che è la Kermesse che Limena Estate 2023, la quarta edizione a Limena in provincia di Padova, troverà ovviamente grande, io sono sicuro, successo come le edizioni precedenti, ma forse anche di più, e quindi do anche il benvenuto a Palazzo Ferrofini a Venezia, in Regione Veneto, all'assessore Giodi Barichello, che insomma del Comune di Limena ormai e nel Padovano è noto come ormai un assessore molto capace, molto attivo, ma soprattutto con grande visione, soprattutto nel mondo dello spettacolo, non solo, ma in tutte le deleghe che a Limena gestisce, e credo di poter dire che lo stesso porterà i saluti del sindaco Stefano Tonazzo, che non è presente qui quest'oggi per impegni istituzionali, ma che però mi ha pregato, e lo farà anche credo l'assessore, di portare i suoi saluti. È sicuramente poi l'occasione per ringraziare la presenza del Presidente dell'Associazione degli Amici per la Musica, Paolo Parisato, e il copresentatore della manifestazione, Enrico Marchiante. Io devo dire che è un estremo piacere poi ancora di più presentare a Palazzo Ferrofini questa iniziativa, perché Limena, il comune di Limena, non è ormai non è più una notizia, è un punto di riferimento per la provincia di Padova in quelle eventi e kermesse di spettacolo che di fatto hanno animato e continuano a animare e ospitare e soprattutto rallegrare, e posso dire anche donare energie in un periodo come quello estivo, dove molte persone sono in ferie, molte persone, nostri concittadini con le proprie famiglie amano magari recarsi in altri luoghi rispetto al Veneto, ma molti rimangono anche a casa. E in questi giorni dove Limena potrà ospitare questa edizione, sarà ancora una volta la capitale del divertimento, della capitale delle relazioni, capitale del territorio, perché di fatto si fa comunità, si fanno relazioni, ci si diverte con grande rispetto di tutto e di tutti, ma ospitando anche tante realtà dello spettacolo e musicali di prestigio. E quindi a Limena non è più diventato, questa kermesse non è più un riferimento solo per i limenesi, ma per tutta la provincia di Padova. Nelle ultime edizioni abbiamo visto ospitare anche concittadini di altre province, e quindi è diventato un punto di riferimento per la regione. Io credo di poter dire davvero grazie, credo che sia poi un ottimo esempio che si sta manifestando sempre di più, questo ritengo di volermi congratulare, come testimonianza che il binomio pubblico-privato funziona, vede il Comune di Limena sicuramente come primo attore, primo attore nel voler realizzare questo evento con tanti sponsor importanti, per il patrocinio della provincia di Padova e della Regione Veneto. Perché la Regione Veneto? Perché la Regione Veneto trova in questa kermesse sicuramente tanto patrimonio di spettacolo, ma anche riteniamo possa essere sicuramente un esempio per cui la vita sociale e le relazioni e soprattutto il vivere del territorio di persona in una cornice di stelle meravigliose con lo spettacolo sia davvero un riferimento e in realtà da ripetere. Io direi che se è al momento adesso di lasciare spazio alla presentazione di questa kermesse, ringrazio ancora tutti per la presenza, credo di far accomodare a questo punto l'assessore al Comune di Limena, Giodi Barichello, prego. Io poi lascerò giusto il posto agli altri ospiti. Il Presidente dell'Associazione Amici per la Musica, Paolo Parisato. Prego. E poi lascio anche, magari, non so se vogliamo scambiarci, facciamo accomodare il copresentatore Enrico Marchiante, mentre l'assessore gli lascio la postazione centrale. Tu te ne vai o... Io rimango al vostro fianco poi per le conclusioni. Prego. Grazie. Assessore, prego se vuole...
Prego. Che onore. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie consigliere Soranzo, grazie Enoch, diamoci del tu come facciamo di solito per la meravigliosa presentazione. Non è così consueto ricevere tutti questi complimenti, anche se ti dirò la verità, per quanto riguarda l'Imen Estate sono stati 4 anni di successi. Io porto i saluti del sindaco e dell'amministrazione del Consiglio Comunale di Limena. Il sindaco oggi era impegnato, ma gli è dispiaciuto molto non essere qui. Gli è dispiaciuto molto perché Limena Estate, organizzare eventi di questa portata con le restrizioni e i bilanci che ci sono adesso non è semplice. Non è semplice, ma ce l'abbiamo messa tutta per riuscire anche quest'anno, in collaborazione con l'amico Paolo Parisato dell'Associazione Amici della Musica, di organizzare un contenitore di musica e spettacolo per i cittadini limenesi che restano a casa nella settimana di Ferragosto, che è la settimana centrale. Quindi anche per chi non va in vacanza, a Limena c'è qualcosa di attrattivo e c'è dello spettacolo a cui partecipare quando si esce. Ho trovato in questi 4 anni l'amicizia di Enrico Marchiante, che mi ha dapprima guidato nel mondo dello spettacolo e continua ad essere il mio braccio destro per quanto riguarda l'organizzazione anche degli eventi. Perché? Perché vogliamo in tutti i modi che serate di questo tipo siano una fonte, un motivo di aggregazione per la comunità. Infatti adesso vedrete il video della presentazione e vedrete gli artisti che abbiamo invitato artisti che rappresentano un po' tutti i generi musicali, quindi non voleva essere una serie di serate rock, non voleva essere una serie di serate di liscio, non voleva essere una serie di serate da discoteca, abbiamo preso di tutto un po', abbiamo visto che la formula funziona. Con l'Imen Estate siamo partiti nel 2020 in piena pandemia, quando nessuno aveva il coraggio di organizzare qualcosa, perché tante erano le restrizioni, tante erano le paure nell'organizzare eventi con gente che nessuno ha voluto organizzare niente. Io e Enrico ci siamo guardati negli occhi, con il sindaco siamo riusciti a trovare le risorse e siamo partiti con 26 serate a luglio del 2020. Ricordo molto bene. Di musica e spettacolo, cinema e teatro, tutte le sere. Non so come ho fatto ad uscirne indenne, forse psicologicamente qualche ferita la porto ancora, però abbiamo visto che è stata la strada, è stata la via giusta per creare un qualcosa che unisse tutta la comunità, al di là anche dei colori politici, perché noi ogni volta che si fa avanti qualche artista a proporsi o cosa, cerchiamo di dargli spazio e cerchiamo di dare tanto divertimento anche alle persone. In tutto questo voglio ringraziare le aziende che sono state partner in questi anni di Limena Estate, perché le forze del comune arrivano fino a un certo punto, poi c'è bisogno di braccia, dei volontari e c'è bisogno anche di qualche soldino perché i costi sono veramente elevati, dal service alle campagne pubblicitarie, alle trasferte per gli artisti, alla stampa dei volantini, ce ne sono di inenarrabili di spese, quindi abbiamo tenuto duro. Grazie a Paolo Parisato siamo riusciti a far innamorare di questa manifestazione anche tante aziende limenesi che voglio ringraziare. Parliamo di Atlas Filtri, di Multistampa, di Traffic Technology, di Marino Benetti Traslochi, Trasporti Eccezionali Bordinazzo, Banca Mediolanum, Antenor Energia, Idra Forniture Idrauliche, Bedeschi, Autoclasse, Bisello Costruzioni. Li ho citati tutti perché non è semplice in questi periodi trovare persone che aprono il portafoglio e credono in queste manifestazioni, quindi meritano il nostro ringraziamento e il ringraziamento da parte dell'amministrazione e della comunità limenese. Non voglio essere troppo logorroico, passo la parola a Paolo Parisato, insomma, che è il deus ex machina della manifestazione e porta anche tanta pazienza quando gli dico guarda io vorrei fare così, lui essendo architetto mi dice non si può, ma io voglio fare così e quindi più delle volte mi asseconda. Grazie Assessore, intanto i ringraziamenti ovviamente al nostro consigliere Enoch che ci ospita in questa gradita sede e un ringraziamento all'amministrazione comunale e al sindaco Stefano Tonazzo perché parliamoci chiaro, la manifestazione è gratuita e se è possibile questo è grazie ai finanziamenti sia del comune sia dei nostri sponsor appena citati. Io sarò brevissimo, mi tocca il compito un po' più ingrato, poi lascio la presentazione della manifestazione al nostro co-presentatore Enrico. Niente, noi siamo un'associazione nata veramente da un gruppo d'amici nel 2020 in reazione a quella che è stata purtroppo l'infausto periodo del Covid.
non accettavamo il fatto di questo abbassamento dei rapporti sociali e dell'abbassamento della frequenza nei rapporti interpersonali. Abbiamo pensato che la musica fosse il giusto canale per veicolare questa voglia di vita, questa voglia di divertimento e questo modo di reagire a una cosa veramente a cui eravamo tutti impreparati. Abbiamo fatto la prima manifestazione, è andata bene, abbiamo preso coraggio e abbiamo deciso di proseguire. Questo è il terzo anno che organizziamo. Vi invitiamo tutti perché, ripeto, la manifestazione è completamente gratuita, per chi desidera troverà anche da mangiare prima degli spettacoli. Non mi prolungherai molto oltre perché lascerò invece la presentazione del calendario appunto degli spettacoli a Enrico. Grazie. Grazie di cuore. Un buongiorno a tutti voi. Un ringraziamento naturalmente a Enoch, al Comune di Limena, agli amici della musica. Vado a parlare del programma musicale che ho il piacere assieme agli amici di annunciare, perché come ha detto l'assessore Giodi ci sarà musica a 360 gradi. Allora, la prima serata, che sarà venerdì 11 agosto, dedicheremo una serata con la cover band, la compagnia direttamente da Rimini, la vera originale cover band per quanto riguarda il grande Lucio Battisti e Mogol. Sabato 12 agosto Festival Bar 80-90 con grandi personaggi famosissimi, vero Giodi? Tipo? I Jalis, chi non li ricorda, ma abbiamo cominciato a ricevere telefonate già dalla settimana scorsa appena abbiamo rivelato il programma. I Jalis, e poi avremo Alessandro Canino, Viola Valentino e Alberto Camerini. Poi lunedì 14 agosto invece vigilia di Ferragosto con un cantante che farà musica a 360 gradi, dagli anni 60 ai giorni d'oggi, e ci sarò io perché di professione faccio il cantante con la mia orchestra, perciò Enrico Marchiante il 14 agosto. Io dovrò darti il cachet doppio perché farai da cantante e da presentatore. E poi ne non parleremo, neanch'io questa. Poi Ferragosto invece avremo i VIP con musica italiana e internazionale. Martedì 15 agosto avremo una serata dedicata a Zucchero Fornaciari, a Renato Zero e a Vasco Rossi con Max Pianta, e poi mercoledì 16 agosto, prima data nel Veneto, li abbiamo noi. Abbiamo i Moonskin, che è la cover band originale dei Maneskin, che hanno vinto il contest di Tali e Quali Show su Rai 1. Ecco, volevo ricordare un'altra cosa, che le serate sono gratuite per tutti, perciò non si paga l'entrata. E neanche la sedia. Neanche la sedia. Ci sono piccoli escamotage di solito nelle sagre paesane per raccattare quattrini. Da noi è tutto gratis. Cibo no, insomma, se uno vuole mangiare c'è il ristorante, si paga, però se uno vuole sentire la buona musica di Limena estate... Certo, tutto libero, perciò noi vi aspettiamo in tantissimi. Ricordiamo che il contesto è meraviglioso perché saremo alla Barchessa di Limena, dove si potrà cenare con piatti meravigliosi, ma più che meravigliosi, deliziosi, ve lo dice un buon gustaio. Mi permetto solo di ricordare che è una barchessa del 700. Del 700, perciò ci sono tutti gli ingredienti per delle serate meravigliose. Ricordo ancora, dall'11 agosto al 16 agosto Limena Estate, quarta edizione, e poi insomma Limena, come ha detto Enoch Soranzo, Limena in questi anni sta andando ogni anno sempre di più con tante manifestazioni, Limena Estate, Limena Inverno, cantando in teatro, serate meravigliose nel teatro Falcone Borsellino di Limena, dove io sono con molto piacere responsabile per gli spettacoli nel teatro Falcone Borsellino di Limena. Insomma, è un comune che dico sempre, è sempre dalla parte degli artisti, perciò grazie a tutto il comune di Limena e naturalmente anche alla regione Veneto. Grazie. Grazie a voi. Grazie Enrico, io penso che la presentazione dell'evento sia stata fatta a dovere. Abbiamo un video con un presentatore anche che conosco da qualche anno, mi sembra anche bravo, e vi lascio al programma di Limena Estate. Vi aspettiamo a partire dalle 21, inizierà il palinsesto, non mancate. Vi aspettiamo.
È arrivato agosto e torna l'Imen Estate. L'11 partiamo con La Compagnia, un tributo al grande Lucio Battisti. Il 12 serata anni 80, Viola Valentino, Alessandro Canino, Alberto Camerini e i Jalis. Il 13 i grandi successi della musica con i VIP dagli anni 70 ai 2000. L'orchestra di Enrico Marchiante ci terrà compagnia il 14, mentre la sera di Ferragosto Max Pianta ci farà vedere una grande interpretazione di Zucchero, Vasco e Renato Zero. L'ultima sera, il 16, i Moonskin, una band tributo ai Maneskin. Si potrà cenare tutte le sere sotto i porticati della Barchessa e ci saranno gonfiabili e attrazioni per i grandi e per i piccoli. Presenteremo io ed Enrico Marchiante, mancate solo voi. Vi aspettiamo. L'estate all'equatore e quel che succede, succede, non lo diremo a nessuno. Eccomi qua. Grazie a tutti. E con questo video l'assessore Barrichello ha dato prova di essere non solo un grande amministratore ma anche un grande promoter degli eventi, quindi complimenti assessore. La conferenza stampa si conclude qui, però aspettiamo tutti i cittadini del Veneto e non solo all'Imen Estate in questo bellissimo Ferragosto, dove di fatto sotto una cornice di stelle, sono sicuro saranno stelle che brilleranno notevolmente, trascorreremo delle bellissime serate tutti insieme per fare non solo socialità e comunità, ma anche divertendosi senza sballo, ma ci si deve divertire con tanta musica e soprattutto con le colonne sonore che hanno contraddistinto i nostri anni e soprattutto le nostre serate. Grazie a tutti e vi aspettiamo all'Imen Estate 2020.